Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro maledetto veneziano. Oggi parleremo delle scie energetiche e di quando alcuni dei miei committenti che poi vengono a cercare il maledetto veneziano mi raccontano cose molto particolari di gente che gli aveva offerto lavori gratis e poi invece non era così. Ma prima di fare questo, il vostro maledetto veneziano, come sapete, vi invita a iscrivervi al canale YouTube di Edgardo Maledetto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social. Soprattutto in Face stiamo rilanciando Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, un gruppo di 1430 amicizie e sta sempre crescendo giorno per giorno. Io vi ricordo che qui sotto abbiamo il link in descrizione per poterci raggiungere anche nel sito capitano.altavista.org in cui abbiamo 20 ebook che si possono scaricare gratuitamente, ne hanno già scaricati più di 150.000 e il vostro maledetto veneziano ha regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiestesici con tanto di spiegazioni. Abbiamo anche una sezione shop nel sito del Capitano in cui si possono acquistare ciondoli, amuleti, riti propiziatori e quant'altro. E questo ad esempio costa 150 euro più spese di spedizione per raccomandare. Bene, iniziamo un po' a parlare di queste scie energetiche che si lasciano quando si vanno in alcuni social, no? Quando voi vedete questi social in cui magari entrate e vedete che c'è gente che chiede scie colorate, angeli, vuol parlare con l'arcangelo, vuol in un certo senso luce Reiki, insomma c'è Theta Healing, insomma tutto gratis, no? Il problema è che ha lasciato una scia energetica e dentro lì non ci sono stinchi di santo. Poi capita, come mi è già capitato anni fa, no? Di gente che mi porta, magari anche sui giornali, anni fa si leggevano sui giornali, maestro voodoo, no? Opera gratis solo a risultato ottenuto, roba del genere. Anni fa mi era capitata una situazione del genere, ma più di una, che alcuni soggetti erano andati da questi personaggi, un po' quello che viene non nei forum, nei social, no? Erano andati da questi personaggi e a un certo punto non avevano raggiunto dei risultati e dopo erano cominciati a star male loro, no? Perché chiaramente non avevano pagato. Oppure è capitato sempre, non tramite giornali, ma tramite i social, che ci sono state persone che magari in buona fede, no? Perché pensavano che fosse una cosa facile, si sono avvicinati delle persone, no? E hanno detto, guarda, ti facciamo il lavoro gratis, e il vostro maledetto vi è sempre spiegato che non esiste il lavoro gratis. Poi hanno cominciato a pretendere dei piccoli prezzi, no? E poi sono arrivati a un certo punto che questo piccolo prezzo da gratis era diventata una montagna, era diventata 3, 4, 5, insomma, ho sentito tante storie. Beh, comunque, morale della favola, poi capita che magari non riescono a fare i risultati ottenuti per il semplice fatto che il Marietto vi ha spiegato tantissime volte che ci vuole qualità, competenze, professionalità e anche materialità, cioè nel senso ci vuole un prezzo, no? Non è che un cane scodinzola gratis, ci vuole la pacca, figuriamoci nel mondo astrale dove le cose sono 10.000 volte più difficili. E poi capita anche quelli che magari all'inizio vedono dei risultati, poi pagano qualcosa, poi queste persone aumentano il prezzo in modo esagerato e sono partiti magari da zero, no? Perché lo facevo gratis le prime volte, e poi vanno a spendere 1.700, 2.000, 3.000, 3.000 euro e poi queste persone spariscono. Oppure ci sono quei casi in cui magari sempre si propongono gratis, i primi tempi, poi arriva un punto che dicono, guarda, io ho un amico che può fare il lavoro, io non ci riesco, però ci sono altre cifre. Poi magari questo non sa che cifre parla perché quell'altro non glielo dice, è capitato spesso anche sentire queste cose qua. Alla fine è arrivato a cifre che non poteva permettersi e chiaramente il tipo gli ha detto, guarda, io non posso permettermi questa cifra qui, eravamo partiti che mi dicevi che mi facevi il lavoro gratis.
E alla fine succede però una cosa, che alcune volte se alcune persone non pagano con loro, non col marietto, la illegale, io sto parlando di casi che sono arrivati a me, purtroppo poi si vede che queste persone, questi esoteristi, attivano attivano dei meccanismi di ritorsione che sono poi fatture nere e poi dopo si vede che questa persona che magari all'inizio timidamente, visto che quello si proponeva gratis, gli aveva detto, beh, facciamo così, facciamo così, poi quell'altro ha iniziato a dire, ci sono delle cifre, beh, vabbè, dimmi poi alla fine cos'è, poi da gratis era diventato 3-4 mila euro, questo non ce le aveva e automaticamente è partita la fattura e questo qui ha distrutto si è trovato tutta la famiglia distrutta, no? E poi corri di dietro quando succedono queste cose. Quindi il consiglio del Marietto è sempre non andate nei social a lasciare le scie energetiche. Se voi andate nei social a lasciare le scie energetiche e poi la gente che vi dice di fare le cose gratis, no? È sempre un rischio perché io parto dal presupposto che sono tutti stinchi di santo, però se per disgrazia non c'è un stinco di santo che inizia a farvi lavori gratis, poi dopo non potete andare a piangere nel marietto se vi hanno poi rifilato una fattura perché quel lavoro gratis non lo era una cifra fuori di testa e chiaramente quel tipo lì, visto che voi non potevate pagare perché chiaramente voi avete accettato solo perché all'inizio era gratis, vi ritrovate un siluro in casa, un branco di serpenti in casa. Questo è il consiglio vostro marito. Bene, grazie di avermi ascoltato. Mi raccomando, mercoledì sera 21, canale vostro Marietto Veneziano con il legale e Marietto Veneziano per le Sibille Interattive. Grazie e alla prossima. Ciao.